Bene, allora comincio io. Buongiorno a tutti. Questa è un'occasione importante di far conoscere ANCE come associazione datoriale, in questo caso che raggruppa tutte le territoriali del Veneto. È un'occasione importante ancora di mettere in collegamento le stazioni appaltanti con le nostre strutture per far capire ancora una volta in maniera concreta che cosa vuol dire questo grande cambio di paradigma, cioè l'informatizzazione delle stazioni appaltanti e mettere ancora una volta quello che noi sappiamo, le informazioni che noi conosciamo, insieme con voi per cercare di creare un mondo degli appalti migliore e per poter lavorare insieme per i prossimi anni. Passo la parola ora al direttore di Veneto Strade. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Sì, mi associo ai concetti che ha espresso appunto il Presidente, è una bella iniziativa, anche noi come Veneto Strade stavamo così interrogandoci su quale potesse essere un modo per mettere in rete in particolare noi stazioni appaltanti, perché i dubbi operativi sono molti. Io vi racconto velocissimamente qual è stata la nostra esperienza, visto che siamo una stazione appaltante ovviamente significativa nel panorama regionale. Abbiamo appaltato nel 2023 circa 300 milioni, oltre 300 milioni di appalti con 189 procedure di gara, quindi una massa significativa. Fra l'altro svolgiamo anche in qualità di centrale di committenza attività a favore dei comuni ovviamente oltre la soglia di qualificazione che noi abbiamo, e quindi come dire abbiamo anche una responsabilità come centrale di committenza, e questo cambio di paradigma dal 2 di gennaio chiaramente ha creato delle difficoltà. Velocissimamente l'esperienza di Veneto Strade. Allora, un primo problema iniziale è il collegamento con le piattaforme con Agit. Questo è stato un grossissimo problema, però diciamo che passato gennaio questo è in parte in via di risoluzione. Diciamo che da questo punto di vista direi che è un problema non ancora così sul tappeto. Altri problemi che invece persistono e che sono assolutamente per noi delicati come stazione appaltante, saranno noti a tutti, sono quelli dell'accesso tramite SPID esclusivamente in capo a RUP. Questo per noi è assolutamente un mostro, nel senso che noi ogni RUP ha circa 40-50 interventi da seguire, quindi è impensabile che un RUP debba procedere lui direttamente con tutte le fasi di implementazione delle schede attraverso appunto l'accesso in SPID. Quindi quelle che sono poi le designazioni dei responsabili di fase, cioè di affidamento e di esecuzione, per noi è una priorità assoluta. Un altro tema molto molto significativo poi è: intanto assistiamo ancora a duplicazioni di inserimento di dati. Allora, il sacrificio lo facciamo tutti nella direzione della digitalizzazione, ma non si capisce perché queste piattaforme hanno una ridondanza di inserimento dello stesso dato. Più in generale poi abbiamo il defilarsi di ANAC rispetto alle problematiche che ti vengono sottoposte. Allora, la sensazione che abbiamo noi è che ANAC non riesca oggettivamente a stare dietro a tutte le attività, ma che soprattutto sconti il fatto che non ha pianificato una formazione. Cioè noi ci siamo trovati al 2 di gennaio con questa novità sia annunciata, ma nulla è stato fatto dal punto di vista formativo per dare una mano alle stazioni appaltanti nel percorso poi di passaggio alla piattaforma digitale, che peraltro noi già utilizzavamo, ma l'utilizzo massivo ci ha costretto poi a estendere l'uso della piattaforma a tutte le aree aziendali, quindi con costi da parte nostra di formazione a ulteriori persone che prima non utilizzavano la piattaforma, perché utilizzavano il cartaceo banalmente. Ultimissimo per chiudere, per non rubarvi tempo, il tema poi del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Questo coinvolge anche in particolare l'operatore economici, nel senso che di questo non sappiamo, è un mondo al momento diciamo oscuro, nel senso che la verifica del possesso dei requisiti
Qui siamo tornati molto indietro, siamo tornati alle situazioni che il PASOE sarebbe già una panacea rispetto alla situazione che abbiamo oggi, perché oggi noi non sappiamo e non so neanche se appunto il mondo degli operatori economici hanno le informazioni adeguate per poter implementare il fascicolo. Quindi noi ci troviamo oggi con delle verifiche che dobbiamo fare tramite PEC, scrivendo agli enti e quindi con ritardi anche dal punto di vista della sottoscrizione dei contratti e delle aggiudicazioni assolutamente rilevanti in questo poi periodo di pieno regime di PNRR che quindi, come dire, con tempi molto molto contenuti. Ecco, non aggiungo altro se non ringraziare, noi seguiamo con attenzione attraverso poi Lavorato Furlanis, che è la nostra responsabile che ci segue tutte le piattaforme, tutte le gare come stazione appaltante, e grazie dell'opportunità, magari appunto se la lodevole iniziativa fra ANCE, Veneto e stazioni appaltanti possa, come dire, trovare una cadenza ulteriore, e non dico una formalizzazione, ma costituire un tassello importante, sicuramente potremo essere una cassa di risonanza anche per far valere le nostre ragioni e le nostre esigenze operative. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie, sarà fatto. Allora, procediamo. Sì, prego. allora, inizio io che condivido lo schermo. Ok. Vedete? Ok. Allora, ho capito che è stato molto interessante l'intervento precedente, perché comunque il punto di vista delle amministrazioni credo che sia importante. E ho buoni rapporti con il LANAC e concordo sul fatto che il PASSOE in certo modo risolveva alcuni problemi. Casomai, questo qui è un intervento generale su tutto il sistema di digitalizzazione. Sul fascicolo virtuale non andrò molto nel dettaglio e semmai potremmo programmare un altro incontro proprio sul fascicolo virtuale, perché insomma questo è un incontro di panoramica generale. Posso dire che l'ANAC si è trovata veramente all'improvviso a dover curare questo sistema digitale perché è nato principalmente sulla vecchia VC Pass e poi è stato esteso come sistema generale di digitalizzazione degli appalti che è una condizione sine qua non l'Europa voleva porre per il controllo principalmente del PNRR. Quindi c'è stato imposto dall'Europa, è stato poi esteso a tutti gli appalti, quindi non solo quelli PNRR. C'è da dire che questo ha consentito al nostro codice appalti di essere innovativo. Il 36 rispetto ai codici precedenti ha veramente un passo diverso verso la digitalizzazione degli appalti. Questo rientra ovviamente in quel procedimento. Scusate, c'ho le... Ok, adesso va meglio. E in quel processo avviato tanto tempo fa con il CAD e poi trasformato in quel progetto che si chiama PA Digitale che porterà alla pubblica amministrazione a essere totalmente digitale. Abbiamo quindi un nuovo codice che istituisce l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, stabilisce delle regole e principi generali che si vanno a sommare a quelli del CAD, riformula il concetto di trasparenza, prevede processi decisionali automatizzati e va in anticipo rispetto a questi temi e rispetto alla direttiva sull'intelligenza artificiale, perché tutto il codice è programmato in futuro per essere
gestito anche attraverso sistemi che possano supportare l'amministrazione attraverso un'intelligenza artificiale. Quindi si tratta di un codice che attuerà la transizione digitale, che è quello che sta avvenendo nella società comune. Quindi, a differenza del precedente, non si prevede che vi sia il caricamento di file che rappresentano la foto, il PDF di, eh, ehm, di documenti dell'amministrazione, ma è tutto in formato digitale nativo. Un esempio che posso fare sono i certificati di esecuzione lavori che scompaiono all'interno del codice. I certificati di esecuzione dei lavori non ci sarà più un modello, perché tutto è rinviato all'inserimento dei dati all'interno di una maschera messa a disposizione dell'amministrazione, quindi il concetto di un certificato viene meno sotto questo profilo. Quindi l'amministrazione dovrà gestire questa riforma attraverso, e questa era un'altra cosa molto interessante detta nell'intervento precedente, attraverso una sostanziale formazione e aggiornamento del personale, cioè le conoscenze finora spese sono totalmente diverse da quelle di cui avrà bisogno l'amministrazione in futuro. Questo ovviamente per arrivare a velocizzare al massimo le procedure che portano alla realizzazione dell'appalto, a renderle più trasparenti, ciò per il raggiungimento degli obiettivi ovviamente di efficienza, efficacia e imparzialità, che rappresentano i criteri fondamentali della pubblica amministrazione. Ma che cosa porta la digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici? Al fatto che la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si svolgono attraverso un processo digitalizzato. Le procedure infatti si svolgono all'interno di piattaforme certificate che interoperano tra di loro attraverso un sistema creato dall'ANAC e che fanno riferimento alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Quando dico che interoperano tra di loro, lo dico perché attraverso il fascicolo virtuale tutto ciò che viene a disposizione di una stazione appaltante può essere riutilizzato anche dalle stazioni appaltanti successive. Quindi ci sta un'interazione tra i vari sistemi che portano a una semplificazione negli inserimenti. Ovviamente questo pone dei problemi nuovi per la pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza informatica. Viene comunque mantenuta l'impostazione del CAD, quindi i principi del CAD, dei diritti digitali di cittadinanza digitale, e ciò con l'obiettivo di favorire l'accesso e la tracciabilità delle operazioni. Ovviamente la digitalizzazione consente un rispetto della tracciabilità molto più facile rispetto al passato. Vengono poi stabiliti dei principi. Vi invito a leggere il bando tipo numero 1, in cui si dettano delle regole generali che sono applicabili non solo ai servizi e forniture, ma in ogni campo, perché ci saranno dei minimi di supporto informatico che dovranno essere garantiti dall'amministrazione. Quando mi riferisco ad esempio alla progettazione, ovviamente mi riferisco all'obbligo di BIM per gli appalti superiori a 1 milione di euro, che inizierà dal 1° gennaio 2025. Il problema delle amministrazioni molte volte è che hanno supporti informatici insufficienti per poter leggere il BIM,
e questo porta già da oggi a programmare anche un rafforzamento del supporto informatico che viene posto a favore del personale. Quindi c'è una spesa che le amministrazioni devono programmare per la formazione del personale, una spesa che devono programmare per la protezione e la sicurezza dei dati, una spesa che devono programmare per l'implementazione dei supporti informatici a favore della propria struttura. Ma la cosa, diciamo, che va a colpire più l'attenzione della digitalizzazione è il fatto che dal 1° gennaio 2024 questa è imposta davvero a tappeto, perché indipendentemente dall'importo è relativa a tutti i contratti di appalto e concessione, sia nei settori ordinari sia nei settori speciali. Questo codice, rispetto al precedente, rende i settori speciali molto più indipendenti rispetto al passato. Il fatto che la digitalizzazione sia inclusa tra quegli elementi che accomunano i settori speciali a quelli ordinari mette in rilievo l'importanza che ha per il legislatore la digitalizzazione degli appalti. Ovviamente sono inclusi nella digitalizzazione tutti gli appalti PNRR e questo a questo faccio riferimento soprattutto per quanto detto precedentemente, che il sistema è nato ovviamente molto acerbo perché è stato dato pochissimo tempo per la realizzazione del sistema digitale degli appalti e sta incidendo, e noi come ANCE raccogliamo questa segnalazione, sugli appalti PNRR che in questo momento sono diciamo preminenti rispetto a tutti gli interventi ordinari. Altra cosa da dire è che la digitalizzazione non risparmia neanche le società in house per gli affidamenti diretti. E questo che cosa significa? Che tutti questi soggetti devono imparare un nuovo sistema di gestire gli appalti attraverso il sistema di e-notification per la pubblicità dei bandi di gara, e-access ai documenti di gara e submission delle offerte attraverso l'EDGUE che a breve dovrebbe essere pienamente operativo e attraverso il sistema di e-Certis, cioè quei certificati che sono formati e vengono resi in formato esclusivamente digitale nelle procedure di appalto. Ma come è formato l'ecosistema di e-procurement? Abbiamo, diciamo, come punto di riferimento la banca dati nazionale contratti pubblici di ANAC, che è formato da 5 sezioni principali. La prima è l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, cioè l'AUSA. Poi c'è il casellario informatico in cui sono raccolte tutte le informazioni relative alle imprese, quindi le famose annotazioni. Abbiamo poi la piattaforma dei contratti pubblici, che è una piattaforma in cui l'ANAC dà dei servizi diretti alle imprese. Poi abbiamo l'anagrafe degli operatori economici e questa è una novità in quanto tutti i soggetti che andranno a sottoscrivere un contratto pubblico dovranno essere registrati a questa anagrafe. Diciamo, noi dei lavori con la SOA già siamo in parte iscritti, andranno implementati i dati nell'anagrafe degli operatori economici. Però questo ha un grosso impatto soprattutto per servizi e forniture che dovranno iscriversi ex novo all'anagrafe degli operatori economici, altrimenti non potranno partecipare alle gare di appalto. E infine abbiamo il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che è l'erede del vecchio AVC Pass e del fascicolo virtuale 1.0, che è quello che abbiamo avuto nel nostro sistema fino al 31 dicembre dello scorso anno. La piattaforma
digitale nazionale dati è qualcosa di preesistente ed è un centro di smistamento dei dati che collega da una parte la banca dati nazionale e dall'altra tutti gli enti certificatori, come ad esempio il casellario giudiziale, che permette quindi alla banca dati nazionale dei contratti pubblici di avere tutte le informazioni che sono a disposizione della pubblica amministrazione. Quindi i dati del fascicolo virtuale che sono a disposizione della stazione appaltante sono reperiti attraverso la piattaforma digitale nazionale dati. Ma per quanto ci interessa relativamente alla pubblicità e alla trasparenza, la banca dati nazionale non direttamente include, ma la stessa ANAC gestisce il registro delle PAD certificate. PAD sta per piattaforma di approvvigionamento digitale. Poi abbiamo la piattaforma unica della trasparenza e la piattaforma di pubblicità a valore legale che sostituisce la Gazzetta Ufficiale. In tutto questo, come intervengono amministrazioni e imprese? Intervengono attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale che consentono loro di inserire dati e di gestire i dati. Sia l'operatore economico per il fascicolo virtuale, sia la stazione appaltante per l'utilizzo dei servizi forniti direttamente dalla piattaforma dei contratti pubblici, possono accedere al Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per avere i servizi resi dall'ANAC, quindi anche al di fuori del sistema delle piattaforme. Altrimenti tutto ciò che significa gestione digitale della gara si svolge attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. L'obbligo delle piattaforme è totale per tutti gli enti concedenti e le stazioni appaltanti, indipendentemente dalla qualificazione e qualora non siano dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione di altre stazioni appaltanti o enti concedenti o dei servizi resi da centrali di committenza come il MEPA gestito da Consip. Quindi il codice prevede che laddove non ci sia un utilizzo diretto di una piattaforma possa essere prestato questo utilizzo da un soggetto terzo. Da notare che al 31 gennaio 2024 questo in numeri si traduceva in una quantità di stazioni appaltanti qualificate che era pari a 3.100 stazioni appaltanti che avevano trasmesso attraverso il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. Quante sono oggi le PAD certificate? Sono a ieri, per la verità, sono 54 PAD certificate. La stazione appaltante deve comunque rendere noto il fatto di essere qualificata, il fatto di essere in grado di utilizzare una piattaforma qualificata e se inizialmente aveva disposto l'ANAC con un comunicato la revoca della qualificazione a stazione appaltante che non avesse comunicato quale piattaforma utilizzava, in un secondo momento è stato riformato questo intento dell'ANAC e basta che la stazione appaltante utilizzi concretamente almeno una volta una piattaforma inclusa nel registro delle piattaforme certificate che si ritiene adempiuto l'obbligo da parte della stazione appaltante. Da notare che i soggetti qualificati di diritto
come il Ministero delle Infrastrutture, non sono tenuti a comunicare la piattaforma che utilizzano, ma sono comunque tenuti ad utilizzare una piattaforma digitale certificata. Un'altra cosa interessante è che prima abbiamo visto come la piattaforma interviene su diverse fasi dell'appalto. Ebbene, le piattaforme possono non essere certificate per tutte le fasi. In particolare, in questo momento sono quasi tutte certificate solo per la fase della gara, mentre per la fase della programmazione e dell'esecuzione non tutte sono certificate. Quindi è consentito alla stazione appaltante scegliere una piattaforma diversa a seconda che ci sia la parte della programmazione affidata ad uno o che non è poi qualificato per la parte relativa alla gara. Comunque al momento ci sono delle difficoltà per quanto riguarda soprattutto la parte esecutiva, perché sono poche le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno questa certificazione. Eh, come si presenta il registro delle piattaforme certificate? Ecco, questa è la pagina. In basso potete vedere il sito. Per la verità non è molto chiaro. C'è un elenco a cui qualsiasi amministrazione può accedere per poter conoscere il nome e mettersi in contatto con le varie piattaforme digitali certificate. Per accedere alla piattaforma è possibile utilizzare lo SPID o la CIE. In futuro ci sarà anche l'accesso attraverso uno strumento di natura europea e per quanto riguarda almeno le disposizioni che vengono date dal codice, deve prevedere profili per il legale rappresentante o per un suo delegato, con la possibilità di creare e revocare ulteriori profili. Per quanto riguarda le amministrazioni, al RUP si aggiungono i delegati di fase che sono stati diciamo normati con l'ultima determina di una settimana fa e che quindi dovrebbero consentire a più soggetti di gestire la PAD. Certo, anche loro dovranno inserire il proprio SPID per poter gestire l'appalto. Questo in risposta a quanto detto prima. Ma che cosa si ottiene attraverso la PAD? Innanzitutto il codice identificativo gara, il cui rilascio è contestuale con l'inserimento della gara da fare. La gestione digitale delle diverse fasi dell'appalto, anche attraverso l'apertura di un fascicolo digitale di gara, che è diverso dal fascicolo virtuale dell'operatore economico, che in questo caso è 2.0, che si collega con la piattaforma dati nazionale dati per la verifica dei requisiti, è integrato e gestito dall'operatore economico che accede con uno SPID di secondo livello e a pieno regime interagirà con le DGUE, quindi precompilerà le DGUE ai fini delle dichiarazioni di gara. Per tutto ciò che è ripetitivo rispetto a le gare, lasciando quindi all'operatore economico l'incombenza di riempire le DGUE per quelle parti che non sono reperibili dal sistema. Faccio un esempio. Nel nuovo codice dei contratti
è previsto la dichiarazione dell'amministratore di fatto. L'amministratore di fatto dovrà essere autodichiarato dalla impresa all'interno dell'anagrafe degli operatori economici. Questo che cosa significa? Che l'EDIGUE, laddove sarà attivato, andrà a prendere dall'anagrafe dell'operatore economico direttamente il nome dell'eventuale amministratore di fatto ai fini del controllo dello stesso, che però che verrà quindi poi gestito attraverso il fascicolo virtuale 2.0. Inoltre, attraverso le PAD si gestiscono tutti gli obblighi di comunicazione dell'ANAC, anche ai fini della pubblicità legale, in quanto viene superato il sistema delle gazzette ufficiali. Eh, eh, Ci sono alcune però eccezioni. Una la vediamo subito, l'altra tra poco, perché proprio per il poco tempo a disposizione avuto dal sistema generale, l'ANAC non è riuscito ad avere attraverso le PAD una verifica delle garanzie. Quindi l'ANAC stessa ha dettato un regime transitorio che consente la verifica della garanzia definitiva senza ricorrere alle PAD. E infatti non esiste al momento un sistema centralizzato che possa essere utilizzato dalle PAD per la verifica delle garanzie. Quindi prima di procedere alla sottoscrizione dovrà assicurarsi l'impresa di quale sistema può utilizzare la stazione appaltante per verificare la garanzia stessa e all'atto della sottoscrizione della garanzia fornire l'eventuale indirizzo internet con cui la stazione appaltante può arrivare alla verifica della garanzia in tempo reale o un indirizzo PEC dedicato con cui la stazione appaltante può avere riscontro della garanzia presentata in formato PDF. E un secondo elemento che esce al di fuori del sistema delle PAD, poi lo vedremo, sono i CIG sotto i 5.000 euro. Ci si può chiedere che cosa accada in un sistema interamente digitale quando le PAD si bloccano o non funzionano. E il codice è abbastanza chiaro, ma anche il bando tipo numero 1. Il principio generale è che le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione alla gara. Questo che significa? Che sono autorizzate a sospendere i termini per la ricezione delle offerte in modo da consentire ai sistemi di essere ripristinati e quindi di prorogare i termini per la presentazione delle offerte in ragione del tempo di sospensione del termine che è stato necessario per riparare quanto non funzionasse inizialmente. Considerate che poi che i costi della PAD devono essere anche questi considerati dall'amministrazione perché non possono essere ribaltati sull'operatore economico e sono quindi di esclusiva competenza dell'amministrazione stessa. Ovviamente qui parliamo di malfunzionamento causato dalla stazione appaltante. Se invece il malfunzionamento dipende dall'insufficienza dei sistemi informatici oppure dalla non compatibilità degli stessi con quelli della stazione appaltante, il malfunzionamento non comporta la sospensione del termine di ricezione delle offerte.
Abbiamo prima accennato agli affidamenti diretti. Ebbene, fino al 30 settembre 2024 il rilascio del CIG può avvenire attraverso la piattaforma dei contratti pubblici. Se vi ricordate bene, c'era quel collegamento nel diagramma generale dell'ecosistema che collegava le stazioni appaltanti con la PCP, piattaforma dei contratti pubblici, che è un portale messo a disposizione e relativi servizi dall'ANAC. Questo è uno di quegli accessi diretti appunto per consentire di ottenere il CIG attraverso un sistema diverso dalle PAD. Dal 1° ottobre 2024 sarà comunque obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Vi dico che l'ANAC è molto preoccupata da questo obbligo perché sono tantissimi, la stragrande maggioranza degli appalti sono di importo inferiore ai 5.000 euro e quindi temono che inserire attraverso quella porta una simile quantità di appalti possa incidere sulla fluidità dell'intero sistema. E pertanto l'ANAC si sta in questo momento prodigando per non avere questa scadenza del 30 settembre 2024, ma per avere una esenzione definitiva dal sistema delle PAD degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Ovviamente tutto ciò che era SIMOG è ad oggi superato. Restano esentati anche dalla PAD anche le spese giornaliere e quindi tutto il sistema di tracciabilità che funziona attraverso la costituzione di un fondo cassa per spese giornaliere. Ovviamente in questo caso rientriamo in una disciplina diversa che comunque consente la formazione di un fondo cassa a patto che questo sia stato fatto con pagamenti tracciabili. E adesso andiamo a vedere a grandi linee le funzioni del fascicolo virtuale dell'operatore economico che a differenza del passato non presenta più il passo E, ma mantiene alcune novità che erano presenti nel fascicolo virtuale 1.0, cioè i documenti inseriti nella propria Rhapsody, nella propria cartella personale e messi a disposizione per una stazione appaltante possono essere riutilizzate per tutte le gare successive. E questo consente uno snellimento delle operazioni dell'impresa che avrà la possibilità di spendere quel certificato per tutte le gare successive. L'accesso in questo caso è attraverso l'identità digitale di livello 3. Questo cosa significa? Che utilizzando lo SPID è quel livello che obbliga il soggetto a mettere un secondo codice oltre la password attraverso l'app sul telefono o attraverso un codice che arriva tramite SMS. Naturalmente il fascicolo virtuale continua a essere utilizzato sia in gara sia in esecuzione per la verifica dei subappaltatori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le differenze. Nel fascicolo virtuale 1.0 l'operatore economico accedeva al portale per richiedere il passo E per quella specifica gara. Questo era un'autorizzazione per la privacy che permetteva di legare a un determinato CIG quell'autorizzazione. L'ANAC poi confermava l'identificazione e portava questo alla creazione del passo E che veniva allegato alla documentazione di gara
e consentiva alla stazione appaltante l'accesso alle informazioni dell'operatore economico per le verifiche sui requisiti specifici dell'operatore stesso. Nel nuovo sistema invece già l'accesso tramite SPID rappresenta un'autorizzazione per la stazione appaltante a verificare i requisiti del soggetto. In questo modo l'amministrazione può andare a vedere tutte le informazioni che sono in automatico presenti all'interno del fascicolo virtuale, e nel caso manchino dei documenti, perché la stazione appaltante vede sia i documenti messi a disposizione dell'amministrazione sia i documenti messi a disposizione dal singolo soggetto. Può andare, nel caso in cui manchi qualcosa, andrà a richiedere direttamente sul fascicolo virtuale, quindi sarà notificato al soggetto tutte le informazioni che non sono presenti, che mancano in sede di soccorso istruttorio. Se non manca nessuna informazione, il controllo sarà completo, altrimenti sarà necessario un ulteriore passaggio. In ogni caso, questo consente, come nel precedente sistema, l'accesso al fascicolo virtuale del soggetto e quindi alle verifiche che sono necessarie per l'accertamento dei requisiti generali e speciali. Andando a vedere con un occhio, diciamo, ai lavori, in particolare quali documenti sono presenti nel fascicolo virtuale e che devono essere trasmessi dall'impresa, togliamo tutti quei documenti e certificati che sono a disposizione di altre amministrazioni e che quindi non possono essere richiesti dal soggetto, e sono il DURC, il certificato di regolarità fiscale, il casellario giudiziario integrali. Questi sono verificati dalla stazione appaltante e non visibili dall'operatore economico. Sono visibili dall'operatore economico ovviamente quelli caricati dallo stesso. E per i lavori che cosa significa? Inserire i lavori analoghi per la qualificazione in gara o i bilanci per le gare superiori ai 20 milioni di euro, oppure tutte quelle certificazioni che servono per la riduzione della garanzia definitiva. Abbiamo quindi solo ciò che è inserito dall'operatore economico all'interno di quella cartella associata a quella gara, la visibilità da parte dell'operatore economico. Non fanno parte del fascicolo virtuale invece tutti gli allegati alla domanda di partecipazione o al DGUE, che rimangono pertanto esterni al sistema del fascicolo virtuale dell'operatore economico e che vanno caricati ovviamente in questo caso sulla PAD e non sul fascicolo virtuale. Qual è la grande novità di questo sistema? Allora, che il flusso di dati prima arrivava attraverso all'ANAC, attraverso gli osservatori regionali dei contratti pubblici, e venivano rielaborati attraverso l'osservatorio dei contratti pubblici di ANAC. I dati poi sulla gara erano presenti in Gazzetta Ufficiale per quanto riguarda la pubblicazione della gara stessa e sul sito dell'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente. Nel nuovo sistema l'amministrazione trasparente rimane solamente per tutto ciò che non è presente sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre tutto il resto viene meno. Infatti nel 36 sono le PAD che forniscono i dati principali e che adempiono agli obblighi di pubblicità e trasparenza. I dati raccolti dalla PAD sono infatti elaborati dall'ANAC,
che le inserisce nel portale dei dati aperti che tra poco vedremo più nel dettaglio e che si occupa anche della pubblicità legale degli atti sul portale a questo dedicato. Infatti è l'ANAC che, superando le gazzette ufficiali, provvede alla pubblicazione dei bandi di gara e anche a trasmettere i dati all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la loro pubblicazione a livello europeo. In questo caso, quindi, gli effetti giuridici degli atti decorrono non più dalla pubblicazione in gazzetta ufficiali, ma dalla data di pubblicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. E, inoltre, il sistema prevede che la stessa documentazione è disponibile sia nelle piattaforme digitali utilizzate da stazione appaltante, sia attraverso il collegamento diretto con la banca dati dei contratti pubblici. Da notare che nel comunicato del 10 gennaio 2024 l'ANAC invitava per tutte quelle gare che non fossero state già iniziate a andare in autotutela e a provvedere alla riedizione della gara per la pubblicazione attraverso i sistemi informatici anziché in gazzetta ufficiale, quindi utilizzando le PAD e non utilizzando quest'ultima. Abbiamo poi una piccola visione del sito della piattaforma di pubblicità a valore legale. Devo dire che questo sito mi hanno detto che questa pagina del sito dell'ANAC è in fase di definizione, comunque è suddivisa la pagina in tre sezioni principali, una dedicata ai bandi e avvisi di indizione di gara, una agli esiti di gara e poi un'altra agli altri avvisi. È una pagina aperta, chiunque può accedere e può ricercare eventualmente le gare di interesse. Abbiamo poi, ai fini della trasparenza, tutti gli appalti utilizzano la piattaforma unica della trasparenza e quindi hanno la possibilità di utilizzare le stazioni appaltanti e il portale dell'ANAC per adempiere agli obblighi di trasparenza. Nella sezione amministrazione trasparente, le singole amministrazioni potranno lasciare il semplice link alla pagina dell'ANAC e comunque poter utilizzare questo rappresenta quindi una grande semplificazione, non sono più previste le comunicazioni a fine anno o quant'altro. Ciò che rimane nell'amministrazione trasparente è tutto ciò che non è pubblicato sul sito dell'ANAC, tra cui l'indicazione della composizione della commissione giudicatrice, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei singoli contratti. Sugli obblighi di trasparenza, quindi c'è una notevole novità perché l'amministrazione in questo caso ha una semplificazione sugli adempimenti necessari. Da notare che l'obbligo di pubblicazione eh, può essere adempiuto anche attraverso la pubblicazione di quegli atti non di competenza dell'ANAC sul portale della PAD. Però in questo caso il portale della PAD deve essere aperto a tutti come lo sarebbe stato il portale dell'amministrazione trasparente della singola amministrazione. Io avrei finito. Ci sono delle domande
so, se vedi il pulsante domande e risposte, Ok. ok, ci sono tre domande. Allora, iniziamo dall'ultima. In che modo viene notificato? Allora, rispondo a Luciano Di Caro. C'è un alert in alto a destra sulla pagina del fascicolo virtuale che compare. Quindi il soggetto andrà a cliccare su quell'alert e andrà ad associare in questo modo nel fascicolo per quella gara il documento che è stato richiesto. Quindi bisogna avere l'abitudine di aprire ogni giorno il fascicolo virtuale proprio per andare a vedere se ci sono notificazioni da parte delle stazioni appaltanti che possono richiedere i documenti. C'è da dire che per quanto riguarda noi, essendoci la SOA, cioè come lavori, sono pochi i documenti che dovrebbero essere richiesti all'impresa. Dovrebbero essere pochi, diciamo. Sintel, Meta, portali vari. Guarda, per l'elenco completo di quali siano le pad, rinvio al sito delle pad certificate perché sono tantissime. Comunque il MEPA è quello più grande, era e rimane quello più grande. E adesso vado alla domanda quella più lunga. Buongiorno, il DL 36/2023 prevede che l'aggiudicazione in appalto possa avvenire esclusivamente a seguito di verifica dei requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario. Tuttavia, il sistema e di conseguenza le piattaforme consentono di effettuare la richiesta di accesso al fascicolo virtuale solo dopo aver completato digitalmente il processo di aggiudicazione. Come stazione appaltante stiamo aggiudicando digitalmente prima dell'aggiudicazione formale vera e propria, altrimenti non concludiamo nessuna procedura. Come si può uscire da questo impasse? Allora, la domanda è molto interessante. Io la girerei direttamente all'ANAC, se mi permette Elisa Cobalchini, perché la prossima settimana vedo ANAC e gli dico di risolvere diciamo, questa incongruenza a livello informatico. Quindi la ringrazio veramente perché andrò a segnalare questa cosa perché mi sembra una cosa prettamente informatica, perché la difficoltà che in questo momento hanno gli informatici è quello di conoscere il codice, perché chi è un informatico non è ovviamente un soggetto che conosce in maniera così approfondita le gare, quindi hanno davvero bisogno di suggerimenti e di alert sulle varie criticità che riguardano il sistema informatico che hanno messo in piedi. Ho finito? Domande e risposte? Ne è Faccio arrivata un'altra. una quarta. Chi si dovrà occupare dell'aggiornamento dei documenti scaduti nel fascicolo virtuale? In che termini temporali? Allora, una volta che sono scaduti non compaiono più perché c'è la data di scadenza che deve essere inserita. Quindi ne saranno richiesti di altra. Io, Angelo Della Torre, credo sia un'impresa. Sull'impresa è un po' diverso perché è l'impresa stessa che si deve diciamo, mettere nelle condizioni di, faccio riferimento ai bilanci, no? Di avere sempre i bilanci riferiti all'ultimo quinquennio, se stiamo parlando di appalti sotto i 150.000 euro, oppure di inserire effettivamente i migliori 5 bilanci degli ultimi 10 anni, perché trattandosi tra l'altro di qualificazione, se si sbagliano o vengono superati i bilanci da inserire, la stazione appaltante non può richiedere il soccorso istruttorio. Quindi è sempre l'impresa che per la propria parte, per i certificati da esso forniti, perché non disponibili presso altre amministrazioni, faccio riferimento anche ai certificati di esecuzione lavori da parte di soggetti che non sono soggetti al codice stesso. Quello è l'impresa che come oggi deve compilare o come ieri doveva compilare la gara in maniera cartacea
assicurandosi che tutta la documentazione fosse attuale anche nel sistema digitale, è lei responsabile di ciò che fornisce l'amministrazione. Allora, mi pare che non ci siano altre domande. Elisa Colbalchini dice che ha, credo, fatto già rivolto la domanda, la richiesta all'ANAC, però insomma, se riesci a... No, io ho canali diversi, Eh io sì, no, c'ho no, infatti, ho immagino, contatto immagino. diretto con gli informatici che si stanno occupando del fascicolo virtuale, quindi se fosse possibile, perché io qua non riesco a copiarla, No, no, se lo può faccio inviare... io. Sì, sì, se tu E, mi dai la possibilità attraverso un'email in modo tale che diventi anche una cosa un po' più ufficiale. sì, sì, assolutamente l'ho già copiata e quindi te la faccio avere. Va bene. Io credo che sia stato il mio intervento abbastanza preciso nei tempi. Sì, allora, ci sono altre due domande, però se dici te le giro e magari rispondi, vedi tu, insomma. Allora, rispetto alla numerica sulla tracciabilità dei flussi è necessario acquisire il CIG. Eh, può presentarsi anche se non si è tenuti a rispetto. Il CIG abbiamo detto che ci sta l'accesso diretto ai servizi dell'ANAC, no? La piattaforma dei contratti pubblici è quella il modo per richiedere il CIG senza passare. Allora, se uno passa per le PAD significa che sta facendo un contratto pubblico, quindi è soggetto al codice dei contratti pubblici. Se invece non è soggetto al codice dei contratti pubblici, deve comunque registrarsi e richiedere il CIG direttamente all'ANAC sulla piattaforma. Spettatore anonimo. Allora, questo spettatore anonimo, preferisco rispondere a chi c'ha nome e cognome. Eh, il RUP entra nel fascicolo virtuale, ma deve attendere l'autorizzazione da parte dell'UE. Allora, no, il RUP entra nel fascicolo virtuale e vede tutto quello che le altre amministrazioni hanno messo a disposizione per quell'operatore economico, perché solo la registrazione e l'accesso dell'operatore economico al fascicolo virtuale costituiscono l'autorizzazione affinché il RUP possa vedere tutti i vari requisiti. Se invece c'è bisogno di qualcosa che sia nella cartella personale del fascicolo virtuale dell'operatore economico, lì sì deve essere l'operatore economico che lo metta a disposizione di quel RUP. Come ripeto, nei lavori è poca roba. Tra l'altro, spettatore anonimo ho già risposto. Dove vanno caricati nella cartella, nella Rhapsody personali e del soggetto e poi messi a disposizione per quel CIG. Io direi che Sì, direi, siamo giunti al termine di questo webinar. Vedremo ovviamente l'opportunità. scusa, se Prego, posso dire prego. una cosa. Eh, invito il relatore precedente, non so, ingegnere, L'ingegner Franco. l'ingegner Franco, eh, a mettere qualcosa, a fare la stessa cosa che ha fatto quell'altra persona, scrivere i propri dubbi perché se vuole io le giro all'ANAC. Come ANCE possiamo farlo, Va bene, grazie, grazie. perché l'interesse è comune che funzionino i sistemi. Cioè, Certo. Va bene, le mandiamo un breve promemoria allora dei punti, grazie. di nulla. Grazie. E io ringrazio l'ingegner Franco e l'avvocato Urbani per la partecipazione, tutti i partecipanti ovviamente che hanno gli spettatori al webinar. Adesso valuteremo anche come era stato accennato la possibilità, l'opportunità di magari fare
prossimamente un nuovo appuntamento, magari più dedicato al fascicolo virtuale dell'operatore economico, qualora insomma se ne ravvisi la necessità, adesso lo valuteremo. E a breve inseriremo sia le slide dell'avvocato che la registrazione dell'evento nel sito di Ance Veneto, www.anceveneto.it. Ringrazio tutti e alla prossima.